Sì. Allora, ben trovati amiche e amici di Directa Sport, amiche e amici della FISPES, secondo appuntamento odierno qui al Palacus per la quarta giornata del campionato italiano di rugby in carrozzina. Stanno per affrontarsi Saspo Caglie e Padova Rugby. Padova che ha appena vinto la sua prima partita contro la Romanes, di cui abbiamo con noi il coach Roberto Convito. Ciao Roberto. Ciao, salve a tutti. Allora, prima di presentarvi di nuovo il roster delle due squadre, ti faccio al volo qualche domanda: come è stata la partita con un avversario così forte, quanto sei soddisfatto, cosa non ti è piaciuto, dici un po'. Allora, sicuramente il Padova da anni che vince il campionato, vince la Coppa Italia, quindi è un avversario per noi importante e ad oggi quasi imbattibile. Dico quasi perché fino ad oggi facevamo delle partite contro di loro, abbiamo fatto delle partite molto sottotono, invece oggi sono molto soddisfatto dei ragazzi, hanno tenuto una buona concentrazione, hanno fatto una buona partita, sono usciti tutti col sorriso in faccia, quindi questo è quello che conta e quello che mi importa, insomma, di questo splendido gioco, insomma, ecco. Allora, prima di continuare con te, andiamo a ripresentare appunto il roster. Il Padova, e questa volta lo vedete in divisa blu scura e non la bianca rispetto alla prima partita. Sempre comunque i 5 uomini del coach Franco Tessari sono Davide Giotis con la 4, Nicolò Toscano con la 6, con la 8 Massimo Girardello, con la 10 Hassan Badi, con la 11 Stefano Franchin. Si sente un po' che adesso c'è la scuola di casa perché il pubblico si sta più accendendo. E allora presentiamoli per la Saspo Cagliari. Abbiamo con la 14 Giovanni Ambus, con la 5 Giovanni Melis, con la 13 Simone Melis, con la 23 Stefano Perra capitano, con la 4 Fabio Sanna, con la 22 Salomo Menana Baga Ocomo, chiamato Sal, sì, da tutto l'ambiente della Saspo, e con la 21 Davide Chete. Allora Roberto, invece parliamo un po' della Romanes, mentre qua si gioca in campo ed è già avanti Padova. Anche voi siete comunque una società giovane, un po' più vecchiotta, è il vostro terzo anno, giusto? Allora no, noi insieme successe questo, insomma, Roma aveva due società, la Romanes e gli Ares, e da diversi anni che siamo, dal 2016 come Romanes, come Ares credo che siano dal 2014-2013, quindi abbiamo qualche anno di storia, insomma, come società. Però negli ultimi periodi si trovavano sempre meno giocatori purtroppo, quindi abbiamo dovuto unire le squadre, finalmente dopo tanti sacrifici fatti da me e da Claudio Marrucci, che era l'altro allenatore che spero ci stia ascoltando, e saluto. E quindi abbiamo unito le squadre, abbiamo unito le forze, e sì, è il terzo anno che facciamo il campionato insieme. Allora ti chiedo, ovviamente tu adesso guarderai un po' la partita anche per capire meglio come sarà l'avversario che affronterete domani mattina. Che ti aspetti dalla partita di domani contro la Saspo? Adesso prima ancora di vederli veramente in azione. Mi aspetto sicuramente una buona partita tra due buone squadre. Sicuramente ci sarà battaglia in campo e spero di vincere, insomma, ecco, quindi questo te lo devo dire, insomma. Però sicuramente sarà una bella partita, c'è amicizia, c'è molta amicizia tra di noi. Stefano, il capitano, ha giocato anche un anno con noi, ha fatto un campionato con noi, il primo campionato che l'ha partecipato con noi. Abbiamo avuto un piacere enorme ad ospitarlo a Roma e fare il campionato insieme a lui, e da lì è un po' partito il tutto, perché noi come assistente coach della nazionale insieme a Franco, che è il coach della nazionale, siamo venuti insieme a dei ragazzi qui alla Saspo qualche anno fa e abbiamo fatto un primo intervento, insomma, chiamiamolo così, con i ragazzi, da cui abbiamo conosciuto Stefano, Simone e diversi ragazzi, insomma, che oggi vedo in campo e sono felicissimo. E Stefano ci disse subito che voleva partecipare, voleva cominciare subito, e quindi ho avuto il piacere di averlo con noi il primo anno e sono molto felice di questo. Quindi sarà anche un bel rincontro. Assolutamente. Allora, vediamo un po' di cosa possiamo parlare. Parliamo anche da te, come hai iniziato, tu come ti sei avvicinato al rugby in carrozzina.
No, allora io mi sono avvicinato con mio fratello. Io ho un fratello che oggi purtroppo non è qui con noi, che poi è il capitano dei Romanes, che è Marco Convito. Purtroppo ha avuto un incidente, è caduto, si è rotto il femore, quindi purtroppo non può essere con noi. Spero che anche lui mi stia ascoltando e lo saluto di cuore. E quindi per seguire lui abbiamo prima fatto tennis, abbiamo fatto diversi sport, insomma, cui però lui, avendo giocato tanti anni a calcio, cercava uno sport più di gruppo, quindi, e siamo approdati poi insieme a Rufo, che è il nostro presidente, Rufo Iannelli, alla Romanes, e lì ci siamo avvicinati. Abbiamo fatto 3 anni di allenamenti in 2, Rufo e Marco. È stata durissima, però non abbiamo mollato e oggi siamo in campo e facciamo il campionato da diversi anni, e quindi sono soddisfazioni, sono piccole soddisfazioni che ci siamo tolti e ci stiamo togliendo tuttora, e ne siamo molto contenti. Parliamo un po' anche di tutto quello che c'è dietro poi, perché adesso vediamo che è in campo, storia di tanti ragazzi che insomma trovano anche motivazioni grazie allo sport, però come stavo dicendo con Nicola Marcello di quanto è importante il volontariato che c'è dietro, non so come sia da voi, quanto è volontariato, quanto magari fondi si trovino. Allora, i ragazzi che ci seguono come volontari sono tanti, perché c'è tanto da fare. Come avete visto, le carrozzine spesso si forano, si rompono, quindi c'è sempre un meccanico dietro a noi che è pronto a dare manforte e ad aiutare i ragazzi a sistemare le carrozzine, anche al di fuori degli allenamenti, anche al di fuori, insomma, delle partite, quindi magari si vedono in privato e si aiutano a vicenda a fare questo. Ci sono i ragazzi dello staff, c'è l'infermiere, c'è il fisioterapista, noi abbiamo anche tutti volontari comunque. Tutti volontari, siamo tutti volontari, nessuno percepisce qualche rimborso spese, insomma qualcosa secondo le esigenze e le situazioni, insomma, ma tutti volontari assolutamente. Noi abbiamo anche un preparatore atletico che insomma prepara i ragazzi dal punto di vista fisico, il nostro preparatore Alessio Parisi, che saluto, e è molto importante anche quello, perché preparare il ragazzo fisicamente allo sforzo, come naturalmente un atleta anche normodotato, uguale, stesso discorso, insomma, in più i nostri ragazzi hanno purtroppo delle esigenze e delle difficoltà oggettivamente più grandi, e quindi hanno bisogno anche di forzare un po' di più, di avere un po' più di resistenza in confronto magari a un atleta normodotato. E in più c'è tutta la dirigenza, presidenti, insomma tutta la parte dirigenziale, che è quella che lavora dietro e che ci dà la possibilità di essere oggi qui. Noi fortunatamente abbiamo una società che lavora, prende un sacco di bandi, quindi c'è tutto un lavoro, come so anche la Saspo, insomma, lavora molto su questo. Bandi in questo caso sono nazionali oppure la regione riesce a venire incontro? Ma a secondo, più che altro sono fondazioni, società, onlus, cose del genere. C'è magari qualche bando statale, però la maggior parte sono fondazioni private, insomma onlus, oppure semplicemente sponsorizzazioni di aziende che ci aiutano, e con il volontariato anche loro, magari noi abbiamo delle collaborazioni magari con Trelleborg, che fa ruote per i trattori, e loro ogni tanto mandano i loro dipendenti da noi a fare volontariato, a vedere come funziona, quindi è una parte anche aziendale che fa proprio questo, quindi porta i loro dipendenti a vedere quello che fa dal punto di vista sociale. Questo è un bel messaggio proprio dal punto di vista sociale. Immergiamoci invece un attimo sulla parità, perché avanti Padova 5-0, c'è stato anche il primo time out dopo 3 minuti di questo primo quarto. Insomma, all'inizio un po' chi si aspettava, come con voi, Padova che parte forte, poi comincia a gestire un po' più le sue energie. Importante in questo gioco tanto è la gestione del tempo, e il Padova in questo sono maestri nella gestione del tempo, come vediamo in questo momento. Adesso stanno facendo una difesa in key. Come vedete c'è un giocatore avanti che non può entrare in area, perché in area possono entrare solo in 3 in difesa, che si chiama chaser, e poi ci sono i 3 difensori che fanno un po' da chiavistello, i 2
i laterali che chiudono l'angolo e il centrale, in questo caso Girardello, che va un po' a chiudere l'entrata degli attaccanti. Per attaccare questa difesa ci sono diverse modalità, diverse azioni, insomma, di gioco per poterlo fare, che si studiano mano a mano che uno va avanti con il gioco. Tanto volevo far presente l'azione di Simone Meis con la 13 per la Sassuolo, che è riuscito a girare e passare, però c'è stato dall'altra Badì del Padova che è riuscito, mettendo semplicemente in orizzontale, a chiuderne due. Infatti lui quello che chiudeva all'angolo e ha fatto un ottimo lavoro, perché l'importante di chi chiude l'angolo è non allontanarsi dal cono, che se uno riesce a mettersi dietro, se l'attaccante riesce a mettersi dietro, ha fatto il gioco. Eccoli. Peccato, pensavo che stavolta ce l'avessero fatta. E le azioni, vediamo Simone. Ok. Il pubblico si è scaldato, si è scaldato vivamente. Ed è molto bello che siano così partecipi, perché ovviamente il Cuscagli, società padrone anche del palazzetto, ha avuto delle notorietà all'evento, però non è mai scontato avere questa partecipazione. E com'è da voi la partecipazione? Allora, purtroppo ci sono stati degli eventi con poca partecipazione, ecco la meta. E intanto, e ci ha pensato il nostro Sal a trovare questa meta. Allora la seconda davanti al palazzetto, anzi punteggio, forse dato nel punteggio, perché mi sembra che sia la prima. Sono rimasto comunque la prima di Sal, mentre adesso invece bisogna interrompere perché c'è Melis a terra. Parliamo sempre, ecco, di volontari, anche i ragazzi che sono al tavolo sono volontari, che ringraziamo di tutto cuore, e purtroppo succede che ogni tanto magari sbaglino. Ecco Eva infatti che sta riportando il punteggio, ci sta provando a riportarlo sul punteggio di 1 a 6 credo, da cui vedo male ma credo sia 1 a 6. Ecco, Eva, non so se è stato detto, Eva è la responsabile degli arbitri, che gestisce un po' tutta la parte della formazione e anche la formazione dei volontari che stanno al tavolo, quindi fa un lavoro egregio e la ringraziamo veramente, perché ci mette tanto impegno, e da sola, insieme alla Fispes, insieme a Salvatore e Giacomo della Fispes, si sono organizzati un europeo quest'anno che, ringraziando Dio, abbiamo vinto. E poi in casa è ancora più bello. In casa è ancora più bello, assolutamente, e quindi hanno fatto un'organizzazione fantastica e c'è solo che da ringraziarli e stimarli per questo. Ecco, intanto ne approfitto perché mi ha dato l'assist. Gli arbitri della partita abbiamo ancora una volta come primo Alessandro Ballerini, che è stato il primo anche nella vostra partita contro Padova. Questa volta come secondo invece c'è Federico Ucheddu, quindi era doveroso presentarli. Intanto ancora Cagliari, seconda meta con Salomon che è uno che molti lo vedono e pensano sia un paraplegico. Lui è tetraplegico, tra l'altro lui fino a 16 anni ha vissuto in Africa e sicuramente con una carrozzina. Lui che è della Guinea Equatoriale, in una zona dove diciamo che non hai i comfort che hai qui, insomma, e già qui tante volte mancano per chi ha queste difficoltà, insomma, figuriamoci lì. Assolutamente sì, ci sono situazioni, abbiamo conosciuto ragazzi veramente che hanno sconfitto tutti i limiti, cioè proprio noi ci diciamo spesso che non ci sono più limiti, veramente abbiamo visto persone che hanno fatto veramente di tutto per poter essere in campo oggi, e ne parlavamo prima proprio con i dirigenti della Saspo, e i ragazzi sardi veramente hanno fatto molti sacrifici, hanno cominciato ad allenarsi i primi periodi, io me li ricordo, parlavo con Stefano, con Simone, ci sentivamo spesso e stavano per lasciare perché non riuscivano a trovare le carrozzine da gioco, quindi si sono allenati. Scusi, perché va via da solo Sal, inarrestabile. Quando parte così è veramente difficile anche per Padova fermarlo. Difficilissimo, è molto veloce, velocissimo, veramente, è una volta che passa non lo riprendi più, quindi una volta che ti prende la schiena se ne va e vola in meta. È un giocatore che va assolutamente coltivato, va assolutamente visto e portato anche qualche volta magari a fare qualche allenamento fuori, magari in nazionale,
Adesso vedremo un po', insomma, quello che si potrà fare per vedere di magari fargli fare un po' qualche esperienza in più. Allora, vediamo se ci sarà questa occasione per lui. Stiamo elogiando giustamente anche la Sassuolo, padrone di casa. Ricordiamo però che Padova avanti 9-3. Padova, insomma, sa gestire comunque la sua partita. Assolutamente sì, insomma, ecco, come dicevo prima, Padova ha vinto tutti i campionati fatti fino adesso. Sono anche la prima squadra, insomma, che è nata in Italia. Loro sono nati prima come nazionale e poi dopo, mano a mano che sono arrivati altri ragazzi, si sono create le altre squadre, specialmente in Veneto. Come sappiamo c'è Padova, Vicenza e Verona in Veneto, poi abbiamo il Milano, abbiamo noi a Roma, voi a Cagliari, e c'è da diversi anni a Catania, però purtroppo loro non riescono ancora ad essere presenti al campionato. Spero che prima possibile anche loro di vederli in campo. Li ho conosciuti in tanti, in diversi, anche da loro abbiamo fatto quello che abbiamo fatto qua a Cagliari con la nazionale. Purtroppo non riescono ad ingranare, è magari un po' più difficile il meccanismo, però piano piano riusciranno anche loro, ne sono certo. Qui per un attimo non è riuscito a passare, anche se adesso Sal ci pensa lui a fare la meta, è stato Ambus invece a non riuscire al blocco, poi 5-3-2. Però voglio approfittare, visto che tu mi hai lanciato un po' l'assist, parliamo della crescita del movimento, perché con noi Antonio Muggi, il vicepresidente della Saspo, ci ha spiegato che è anche possibile che questa disciplina possa passare direttamente alla federazione rugby prima o poi, se non presto anche. Sì, allora c'è questa cosa da diversi anni, insomma se ne parla che la FIR si è interessata un po' al movimento, che stiamo crescendo, quindi anche loro si interessano. E per ora sono voci, stiamo aspettando che ci sia qualcosa di più. Diciamo che anche Fispes ci ha dato un bel po', insomma, quello che siamo oggi lo dobbiamo anche a loro. E quindi li ringraziamo il presidente Sandrino Porru che ci ha creduto, ci crede ancora e ci dà manforte. Se domani passeremo in FIR magari sarà migliore, non lo sappiamo, però sicuramente andremo nel nostro settore, insomma, quello che è il nostro sport, insomma. Quali possono essere i vantaggi un po' più precisamente nel passare alla FIR? Ma io quello che posso immaginare, ma è una mia immaginazione, non conosco bene le dinamiche appunto delle federazioni, ma quello che posso immaginare FIR sia una federazione un po' più ricca. Ecco, passami il termine, ricca, che ci possa dare un aiuto più economico, che comunque sia non ha altri sport come Fispes ha dal punto di vista magari paralimpico, e quindi magari ci può dare ancora un po' più di visibilità, sicuramente ecco più visibilità, dato che comunque sia il rugby in piedi come lo chiamiamo noi, oggi sta avendo un buon successo dal punto di vista mediatico, anche con il mondiale. Purtroppo ieri sera abbiamo perso con la Francia. Diciamo che era una sfida era un po' come un Saspo o un Roma contro Padova, chiedere il miracolo era un po' troppo. Forse anche peggio perché veramente la Francia è cresciuta moltissimo negli ultimi anni, quindi era difficile, insomma, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, però ecco, dal punto di vista mediatico è cresciuto molto il rugby in piedi, quindi magari avremmo più visibilità, questo sicuramente. Allora, guardiamoci anche, siamo a 1 minuto e 10 sul cronometro alla fine del primo quarto. Qui tanto bello il blocco di Ambus che ha provato a creare uno spazio per Sal. Centrale, ecco. E stavolta invece ce l'ha fatta. E qua possiamo dirla tatticamente giocata molto bene dalla Saspo. Assolutamente sì, assolutamente giocata molto bene, hanno trovato lo spazio centrale, hanno allargato bene la difesa e si è infilato molto bene Sal che ha trovato la meta nella parte centrale dell'area. Stavo appunto per chiederti prima di questa meta come aprire un varco quando si posiziona, diciamo che abbiamo visto un po' come bisogna fare. Sì, assolutamente, diciamo che il portatore di palla deve cercare
Allora, come dicevo prima, ci sono diversi modi di entrare. Quello che è più semplice comunque sia è cercare di aprire il più possibile la difesa in modo che i compagni possano entrare a fare i blocchi e che si trovi il varco per poi entrare con la palla. Questa volta però più difficile c'è 10 secondi dentro la che area. Gli attaccanti non possono sostare più di 10 secondi in area, dovrebbero riuscire per poi rientrare, e questo è 10 seconds in the key. Certo, è complicato poi, però se ti bloccano puoi andare a uscire. Ma quella sta nella bravura dei difensori, quando contare i secondi, quando si avvicina al 10, già al 7, all'8 cominciare ad avvicinarsi all'attaccante e tenerlo dentro, quindi sta anche lì nella bravura, nell'esperienza soprattutto dei giocatori della squadra. Però vediamo se arriva alla meta. Proprio alla fine, si trovano sempre, si trovano anche senza guardarsi, sono quasi 20 anni che giocano insieme, insomma, quindi veramente il Padova ha tanta roba da questo punto di vista. Anche contro di voi che ho visto Girardello e Joseph che... Sì, loro due sono un corpo e un'anima quando giocano insieme, veramente anche bello vederli, bello vedere quando Massimo va al passaggio dietro, insomma al passaggio dietro alla schiena. Sono due giocatori che giocano da tanti anni insieme sia in nazionale che con il Padova e si trovano a memoria proprio, veramente. Anche con Nicolò, insomma, poi oggi manca Nicolas Battistella, altro pezzo fondamentale sia della nazionale che del Padova, che spero anche lui ci stia seguendo e lo saluto, e anche lui quando gioca al quartetto toscano Girardello, Joseph, Battistella è veramente un piacere vederlo. Parliamo un po' anche dei tuoi giocatori, diamo un po' di spazio anche alla Roma, giustamente ti abbiamo qua anche per dare spazio alla tua società. Parlaci un po' dei tuoi giocatori, chi può magari, non so, magari arrivare anche in nazionale, qualcuno c'è? Ah sì, allora noi abbiamo Marco, mio fratello che oggi non c'è, e Stefano Asaro, che fanno parte, diciamo, dei 15 della nazionale, poi ne portiamo in nazionale, se ne portano 12, loro fanno parte dei 15, ne abbiamo sempre quei 3 che girano, 3-4 che girano, insomma, e quindi Marco e Stefano spesso sono con noi nei raduni di nazionale. Abbiamo portato nelle ultime volte, abbiamo portato anche Gianluca Rulli, che magari dopo, se riesco a farlo salire, avrò il piacere di farlo parlare un po' anche con te. E lui, Gianluca, voglio parlare un attimino di lui perché veramente è quello che mi dà un po' il senso di quello che facciamo noi. Gianluca non sono neanche 2 anni che purtroppo ha avuto un incidente in moto e è rimasto paraplegico, una lesione comunque alta per essere un paraplegico, è proprio al limite tra lesione dorsale e cervicale, e in più ha un problema . E quindi meno di 2 anni fa ebbe questo incidente e già è 1 anno che gioca con noi, quindi è arrivato con la voglia di sfasciare tutto, proprio la voglia di giocare, la voglia, si vedeva negli occhi che era proprio entusiasta di fare questo sport. Ne ha girati tantissimi, ha fatto canottaggio, ha fatto tennis, anche lui ha fatto diversi sport, insomma, che però non l'hanno preso come poi l'ha preso il rugby. Avete visto oggi in campo, se avete seguito la nostra partita, che diverse volte se la prendeva con se stesso, ha una voglia dentro veramente di giocare, e questo è il bello di quello che facciamo. Avere un ragazzo che non sono neanche 2 anni, che purtroppo è in sedia a rotelle, in carrozzina, e vederlo giocare in campo con quella voglia, con quell'energia, ci dà lo stimolo ad andare avanti, anche se tante volte è difficile, ci vuole tanta dedizione, ci porta via tanto tempo alle nostre famiglie, mogli, eccetera. Quindi però quando vediamo queste cose ci dà la voglia di continuare, quindi ringrazio anche Gianluca che veramente ci ha dato questo spirito in più, ma ringrazio un po' tutti i miei ragazzi che mi danno sempre gioia, insomma, ecco, a vederli giocare in campo. Mi fanno anche tanta arrabbiare, perché come avete visto, insomma, un po' mi hanno fatto strillare in panchina, però veramente c'è gusto, io mi diverto con loro, quindi per me, io ho smesso di giocare, di fare tutto,
per seguire questo. Per me ormai questo è il mio hobby, è la mia passione e quindi faccio questo e ne sono veramente orgoglioso e contento. Allora, ci rituffiamo un secondo sulla partita perché è cominciato il secondo quarto, siamo 13-6 come risultato dopo 45 secondi effettivi di questo secondo quarto, con Padova che ha ripartito subito forte per mettere in chiaro il distacco. Però si può dire che contro la prima della classe, campione in carica di tutto, stiamo avendo comunque una buona Saspo. Assolutamente sì, buonissima Saspo, stanno giocando molto bene, sono molto tranquilli in campo, li vedo proprio che fanno i movimenti giusti, soprattutto Sal con la sua velocità mette anche un po' in difficoltà. Ecco, qui hanno un po' sbagliato l'inbound, succede molto spesso questo nelle squadre giovani, l'inesperienza di buttare via le palle. E ecco Sal, la velocità, ha rubato la palla e va in meta, grande. Questo è fondamentale, avere un giocatore veloce così è importantissimo. E dicevo, spesso succede di buttare via palloni all'inbounder, sia da dopo meta che da laterale, e non viene chiamato il time out. Ricordiamo che hanno 4 time out a disposizione di gioco per tutti e 4 i quarti, e ci sono 2 coach time out che possono essere richiamati dai coach appunto, ma solo a gioco fermo. Però i giocatori hanno quest'arma che tante volte la lasciano un po' lì, invece è un'arma fondamentale quella del time out, che serve appunto un attimino a rimettere un po' in gioco, rimettere un po' in chiaro le idee e poter ricominciare invece di buttare una palla. Buttare via una palla vuol dire andare sotto di una meta nel 90% dei casi, e in questo gioco, non a questi livelli ma magari a livelli, andiamo a vedere gli europei di fascia A eccetera, e le partite si giocano punto a punto. Fare un errore del genere vuol dire magari perdere una partita, quindi bisogna entrare anche in quest'ottica e cercare di non sprecare palloni e non buttare palloni. Anche secondo, come abbiamo visto contro di voi, cosa vuol dire anche gestire quei secondi in più se hai un certo vantaggio, cioè fai 2 errori, solo di 3, l'avversario comincia a giocare ai 40 secondi netti quando può e tu perdi tanto tempo. Quella, come dicevo prima, è la gestione del tempo di cui il Padova ne fa un ottimo uso, e la gestione del tempo è importantissima, perché se quando uno è sopra ecco come adesso 7 mete, poter sfruttare tutti e 36 secondi che ci sono adesso è importante, è fondamentale, perché rimangono sopra per quei 30 secondi, stanno sempre sopra, quindi fai passare il tempo, sei in vantaggio, però questo lo fai se hai un'ottima visione del gioco, sei tranquillo che puoi rigirare, puoi ritornare, non hai problemi se ti vengono a bloccare, sai come fare il 3 contro 2, insomma questa è tutta esperienza che si fa giocando, naturalmente, che piano piano avremo tutti quanti quando avremo anche noi l'esperienza magari del Padova. Padova che adesso difende anche abbastanza bene, nonostante ci fosse soltanto Franchin a difendere, poi vabbè, passaggio giocato a buon fine, però era da solo, cioè forse anche un po' posizionato male questa volta Padova. Sì, non era posizionato benissimo e infatti ha rischiato di prendere la meta. Purtroppo non sono riusciti a farla perché Amus non è riuscito a entrare in possesso. Però sì, il Padova non era posizionato benissimo in campo. Si ricorda che il punteggio è comunque sul 15-7 per un Padova che chiaramente adesso cercherà di tenersi quel distacco fino alla fine, di giocare ovviamente, poi la testa al 21 ottobre, sfida contro Milanese. Chi può vincere? Queste sono tra le due. Ma tra Padova e Polisportiva Milanese sempre, diciamo, il Padova ha sempre ancora una marcia in più, anche se la Polisportiva è cresciuta moltissimo e anche loro hanno fatto un'ottima crescita negli anni passati. Poi c'è stato un anno che si erano un attimino fermati, ma quest'anno hanno dimostrato, insomma, di avere ottimi giocatori, di avere un'ottima società che li supporta. Intanto il solito sempre Sal che appena uno spazio vola e va a fare meta. Dicevo prima, un giocatore veloce come lui è importantissimo in una squadra, veramente ti fa il 40% delle giocate, veramente
è importante, è molto importante avere un giocatore veloce in squadra. Credo che di 8 mete, forse 7 le ha fatte lui, forse proprio 8. O 8, adesso non l'ho segnate, non me le ricordo, ma credo che sì, insomma, se non l'ha fatte 8 l'avrà fatte 7, insomma, ecco. E intanto risposta immediata però era Dvemoes sul 17-8 per Padova. Ne approfitto quando mancano 4 minuti e 30 effettivi di gioco. Ti chiedo un po', parliamo un po' anche dell'età dei giocatori in questo sport, quanto può fare la differenza, quanto aiuta. Allora, se andiamo a parlare di età in questo frangente, abbiamo in campo, insomma, del Padova dei veterani, veramente dei veterani di questo sport, Massimo, insomma, e Davide sono vicini alla cinquantina, insomma, quindi l'età in questo caso non conta tantissimo. Naturalmente più si sale di livello e più comincia a contare la prestanza fisica, insomma, di un giocatore, ed è naturale che un ragazzo giovane fisicamente sia migliore di una persona anziana. Qui quello che fa tanto la differenza poi sono le varie disabilità. Come sapete, in questo sport è nato per far giocare disabilità gravi, quindi nasce un po' dal basket per far giocare appunto tetraplegie, tetraspasticità gravi e insomma patologie e disabilità molto molto gravi. Quindi dipende anche da quello, avere un giocatore giovane con un'alta disabilità, cioè con una disabilità grave, e avere un Massimo Girardello che è un poliomielitico, naturalmente Massimo riesce a muoversi meglio. Ecco, qui non va a buon fine. Parlato di lui, ha sbagliato il passaggio. Perché non c'era Joseph, gli è mancato il compagno in testa. Gli è mancato il compagno, assolutamente. Ecco, uno come Girardello, tanto applausi. Il pubblico incita Simone che è rientrato, credo, insomma. Beh, lui è il più giovane in squadra. Sono anche tanti suoi amici sono venuti. Io mi ricordo la prima volta che ho visto Simone in quell'evento che abbiamo fatto con la nazionale, e Simone fu portato dalla sua professoressa di nascosto, lui non sapeva di venire lì, la sua professoressa delle superiori, che veramente ci sarebbe da fare una statua a questa professoressa, e magari tanti maestri e professori fossero come lei. L'ha preso insieme alla, non so se era la sorella o un'amica, adesso non mi ricordo, e l'ha portato a giocare, l'ha portato a provare, e vederlo oggi in campo, da come è arrivato quel giorno lì che non sapeva niente, che si spingeva a malapena, insomma, vederlo oggi in campo con una carrozzina d'attacco che insomma sta andando bene, veramente è fantastico, è veramente bello. Tra l'altro lui appunto giovanissimo, potrà giocare tanti anni e magari potrà anche godersi la crescita sempre più dell'Italia in questo sport, visto che l'Italia è appena passata nella fascia B. Assolutamente. Come se la potrà giocare, quando potrà, intanto bellissimo il passaggio di Sal, meta che di Giovanni Melis. Questa è una meta che vale doppio, come si dice, insomma. Quando il punto più basso della squadra fa la meta, insomma, è sempre un evento importante, quindi viene sempre acclamato con molto orgoglio e con più furore che fosse magari ecco un altro compagno a fare la meta, quindi bene, fa piacere anche questo. Padova che invece risponde subito, ogni volta Padova poi lo prende e risponde subito, si tiene quella distanza. Appunto stavamo parlando dell'Italia che è passata in fascia B, come può trovarsi tra le squadre di questa fascia, quale può essere la sua dimensione, ovviamente va ancora testata sul campo, e quando la testerete sul campo? Allora, sicuramente la fascia B non sarà facile, non dico che è stato facile la fascia C perché c'è stato tantissimo lavoro dietro, ma sicuramente sarà molto più difficile la fascia B. Ci sono squadre che scendono dalla fascia A, ci sono squadre che sono rimaste in fascia B che comunque sia
sono molto forti, sono anni che si allenano e giocano, ci abbiamo magari giocato contro con la maggior parte delle squadre, delle nazionali, e qualche volta si è vinto, qualche volta perso, insomma siamo secondo me su un livello oggi che può essere, comunque sia, possiamo dire la nostra. Va lavorato ancora, purtroppo ho sbagliato il passaggio, anche questo sarebbe stato un caso dove il punto più basso faceva la meta. Anche Padova sbaglia. Assolutamente. Quindi dicevo, siamo ad un livello che possiamo dire la nostra. Non sarà facile, ripeto, dovremo vedere adesso un attimino anche i veterani quello che vorranno fare, se vogliono continuare. Adesso dobbiamo un po' rimettere tutto, come si dice, a bocce ferme un attimino e ricominciare a portare anche i giovani giustamente in nazionale. Dobbiamo un po', ecco, il futuro di questo sport, dobbiamo un attimino cercare di dargli la voglia di venire e di continuare. Ancora una volta cambio passo proprio quello di San Michele, perché erano vicini, con 2 spinte ha trovato quella distanza lì irraggiungibile. Assolutamente, quando parte poi dopo anche vedo i giocatori del Padova che proprio si fermano, non neanche ci provano a corrergli dietro perché è troppo veloce, veramente, troppo veloce. Ti chiedo velocemente quindi quando il prossimo raduno della nazionale e quando i prossimi impegni ufficiali della nazionale? Allora, il prossimo impegno ancora non è calendarizzato dal WWR, che è poi la federazione internazionale World Wheelchair Rugby, però dovrebbe essere il prossimo anno perché le fasce dell'europeo sono 3, A, B e C. l'A e C l'hanno fatto quest'anno e quindi il prossimo anno c'è la fascia B. Se non succede niente, insomma, dovremo partecipare alla fascia B il prossimo anno, e i primi raduni della nazionale ancora non li abbiamo fissati. Ho parlato prima con il coach, con Franco, e ci siamo parlati un attimino al volo prima della partita, poi ne parleremo magari stasera a cena e cominceremo a buttare giù un attimino le date, i primi giocatori da cui ripartire, quindi siamo di nuovo all'inizio, dobbiamo un po' ripartire da zero, ricominciare un po' il tutto. Ecco, a proposito di cena, Nicola Marcello vi ha invitato ieri, parlando, ha dichiarato, ovviamente scherzando, di bere qualcosa in più per arrivare un po' più scarichi domani mattina. Sì, vediamo, ci portano a cena stasera, vediamo che cosa ci faranno fare. Vigilerò sui miei ragazzi, anche se non è poi proprio semplice, perché ogni tanto qualcuno scappa. È un po' come le storie che raccontano la Bobo TV, che scappano, e poi questi ragazzi sono un po' uguali, quindi ogni tanto bisogna fare il giro delle camere, vedere se dormono, quindi sono un po' dei birbantelli. Insomma, alla fine è qualsiasi sport, ma poi quando sei in gruppo e in trasferta è sempre difficile da gestire. Le trasferte sono sempre belle, sono sempre divertenti, e per noi allenatori sono un po' stressanti, perché appunto è stressante preparare la partita, è stressante stare in campo, ma è stressante tenerli anche dopo, insomma, quindi per lo staff e per noi, quando arriva il momento che vanno a letto, arriva verso le 10:30, di solito gli diamo il coprifuoco, li mandiamo in camera, noi lì un po' ci si rilassa, ci si mette davanti a un bicchiere di birra, fa 2 chiacchiere con lo staff, poi anche noi andiamo a letto perché siamo veramente stanchi. Ci sta. E allora così adesso chiudiamo momentaneamente, linea pubblicità, ci vediamo tra poco per il terzo quarto. Grande Papu, ma quanto tempo che non ti vedo! Eri alto così? Sì, è vero! Faccio io, capitano! Qua, sei prima.
viviamo questo evento con gratitudine estrema, anche noi genitori, e i bambini sono super motivati. E per quanto mi riguarda, e credo di parlare anche per gli altri genitori, siamo tutti molto più ricchi, grazie a voi, grazie a voi. Guardare avanti rendendosi conto, sia genitori che figli, che nella diversità esistono tante forme di diversità, ma anche tante forme di inclusione, e questa ne è la dimostrazione. Si mettono alla prova, si misurano, diciamo, con quelle che sono le loro capacità, quindi almeno una volta dovrebbero provare questi ragazzi a misurarsi. Bravi. Anzi, faccio una cosa. Siete migliorati tantissimo. L'incontro e il gioco è quello che stimola più di tutti la crescita. E la crescita è mentale, è fisica, è di socializzazione, è personale, è istruttiva. E quindi penso che non ci sia niente di meglio che avere queste opportunità. È stata un'esperienza notevole, diciamo che mi è piaciuto, ci vorrei ritornare. E so che ci ritorneremo il mese prossimo e sono molto contenta di questo. Che peccato però che dobbiamo partire di già. Ed è tutto. Eccoci di nuovo qui, sempre al Palacus, con noi sempre Roberto Convito. Inizia il stanzi per iniziare il terzo quarto di Saspo Cagliari Padova Rugby. Padova avanti 23-11, diciamo che non c'era dubbio, però la Saspo sta facendo divertire e emozionare tutte le persone che sono venute qui a vederla. Assolutamente sì, sta facendo un'ottima partita la Saspo e sinceramente mi sta anche un po' preoccupando per domani, quindi sto cercando di vedere bene come si mettono in campo e cercare di fermarli, insomma, di fermare specialmente Sal, che è veramente difficile, veramente veloce, complimenti a lui. Ecco, un giocatore che ti punta così sulla velocità, come lo si ferma? Puoi giocare sul preventivo oppure non puoi? Allora, un giocatore che ti punta di velocità non si ferma, è difficilissimo fermarlo che ti punta di velocità, va preso preventivamente, va bloccato all'inizio su una fase di gioco, magari, ecco, adesso perché il Padova chiude sempre in chiesa, chiude sempre in difesa, però se vai a fare un attacco, una difesa in T-press, come si chiama, cioè in pressing, magari vai a raddoppiarlo, ci metti due giocatori addosso, un punto alto e un punto basso, e magari riesci a fermarlo. E l'unico modo per fermarlo è quello, perché se ti parte in velocità è impossibile. O hai un altro giocatore veloce come lui o più di lui, e allora possono fare l'1 contro 1, ma è 50-50, quindi... Tra l'altro anche adesso ha praticamente annullato un'occasione che sarebbe stata chiara e netta per andare anche a gestire il tempo a meta, lui è arrivato velocissimo. Assolutamente sì, e anche questo è fondamentale da un giocatore veloce, che riesce a difendere bene, che riesce a recuperare gli altri giocatori, quindi come in questo caso che Toscano era partito e stava andando in meta e lui è riuscito a bloccarlo, farlo tornare indietro, poi la meta l'hanno fatta uguale, ma comunque sia hai fatto perdere tempo, comunque l'hanno fatta a 2 secondi dallo scadere del tempo regolamentare dell'azione, quindi bastavano 2 secondi in più e non avrebbero fatto l'azione, non avrebbero fatto la meta. Vediamo un po' il vostro lato di coach, un po' le difficoltà nell'approcciarsi, no? Quando ti hanno proposto, quando avete, tanto si alzano sempre i decimi davanti alla meta della Saspo, ecco, volevo chiederti appunto quando avete cominciato, no? Cioè avete iniziato, avete voluto entrare in questo mondo qua, le difficoltà
nell'apprendere uno sport da zero e addirittura poi insegnarlo a dei giocatori. Assolutamente sì, specialmente per chi ha iniziato tipo Franco, che sono stati un po' i pionieri di questo sport, è stato più difficile sicuramente, perché comunque hanno dovuto prendere un regolamento, studiarselo, andare a vedere partite e capirlo, perché comunque ci sono una marea di regole. Adesso ne abbiamo dette alcune, ma se andiamo a vedere il regolamento adesso non mi ricordo precisamente le Ti pagine. dico solo che mi sono approcciato proprio in questi giorni al regolamento per presentarmi, a me non è essere un po' conscio di quello che avremmo raccontato, come giusto che sia. È in effetti tantissimo, ma anche tra veramente spiegazioni di determinati movimenti, carrozzina, e poi applicarli ovviamente, comprendere bene, cioè ci vuole tanto tempo, tanto lavoro. Assolutamente sì, assolutamente ci sono molte regole, come dicevo, è difficile capirle, è difficile metterle in atto e è difficile per i ragazzi capire come va affrontato questo gioco, perché è un gioco molto particolare, è un gioco dove noi adesso stiamo vedendo tanti passaggi, ma tante volte succede che c'è un portatore di palla che porta palla e gli altri fanno tutti i blocchi, quindi devi sapere come poter girare dietro al tuo compagno per sfruttare il blocco, come il tuo compagno deve portare il blocco affinché tu lo possa sfruttare, quindi c'è dietro un lavoro enorme. Noi ci alleniamo 2 volte a settimana, 2 ore al giorno, cioè quelle 2 volte che ci alleniamo facciamo 2 ore e servirebbero il doppio, insomma, per cercare di poter spiegare anche ai ragazzi quello che poi noi abbiamo in testa, perché poi capisco che quello che uno ha in testa per noi vederlo da fuori è facile, ma poi portarlo in campo insomma è molto molto difficile, è uno sport comunque molto complicato e molto duro. Tanto vicinissimo Simone Melis alla meta, è stato poi bloccato con un raddoppio e invece Toscano va questa volta tranquillo, neanche ha voluto giocare col tempo, l'ha chiusa subito. Sì, stanno giocando un po' poco col tempo effettivamente in questa partita, ritornano sempre in chi, fanno questo per guadagnare un po' di tempo, però vanno subito sempre a mettere a segno la meta per comunque far vedere che comunque loro ci sono e stanno sempre quel punto avanti, quindi questo ci tengono a ricordarcelo. Sì, perché poi giustamente gestisci, però è chiaro che poi quando entri in campo comunque sia l'avversario la vuoi vincere, anzi puoi a volte anche per stravincere, perché poi ti diverti, poi hai tanto spazio e quindi te la godi. Abbiamo parlato e effettivamente adesso stanno tenendo del tempo. Sì, assolutamente, ma io penso che lo sport sia un po' sia tutto così, sia soprattutto uno sport agonistico. Uno comunque la parte del voler vincere c'è sempre, naturalmente, che si giochi un amichevole, che si giochi una partita di campionato, che si giochi con l'ultima in classifica o con la prima in classifica, tutti ci tengono a vincere, questo credo sia normale, insomma, ecco. E quindi comunque ci tengono a far capire che loro sono sempre la parte, insomma, alta della classifica. Intanto time out, dovrebbe essere time out tecnico, dovrebbe averlo chiamato uno dei 2 coach, uno tra Marcello e Tessari, forse. Infatti non so chi possa averlo chiamato vista la fase. Non ho visto l'indicazione degli arbitri, perché di solito lo indicano dal tavolo. Neanche io dico la verità. Ero impegnato a parlare e non ho fatto caso all'indicazione del tavolo, però da quello che vedo credo che sia stata la Saspo a chiamarla. Vedo il coach impegnato nel far capire ai ragazzi quello che dovranno riportare in campo, quindi credo che siano stati loro. Saspo che comunque, ripeto, sta facendo veramente un'ottima figura, visto la differenza sulla carta tra le 2 squadre. Ovviamente loro primo anno esordienti, quindi ha detto lo stesso Nicola Marcello, prestazioni, vogliamo crescere, ovviamente vogliamo anche un po' abituarci a entrare in questo mondo, godercelo, poi pensare al risultato, l'ha detto anche per la sfida contro di voi la Romane Sares,
non è adesso il primo posto. Parlando un po' di obiettivi di crescita, invece la Romane Sales fin dove pensi di poter arrivare, in quanto tempo? Allora, noi stiamo lavorando molto con i ragazzi, ultimamente stiamo lavorando un po' poco con il recruiting dei ragazzi, insomma, ecco, quindi dovremmo ricominciare a lavorare un po' lì, perché mi manca qualche punteggio per poter essere competitivo con le altre squadre. Però non ho assolutamente nessun pensiero a dire che e di nuovo meta di Sal e dicevo, non ho nessun problema a dire che credo che in un paio di anni possiamo comunque battercela, non dico con il Padova, ma magari con le altre squadre del panorama del wheelchair rugby, magari potremmo dire la nostra. Intanto si è sbilanciato Nicolò Toscano con il busto, avendo lui una disabilità, una tetraplegia, non avendo il controllo del busto, come avete visto è andato all'indietro, ha cominciato a girare. In questo caso per pericolo l'arbitro ha fermato il gioco, lui ha chiesto anche il time out, quindi è stato dato un time out per il Padova. Allora, momento per respirare, perché ci avviciniamo anche alla fine del terzo quarto, manca sul cronometro, abbiamo 3 minuti e 49 secondi. Padova che comunque oggi è arrivato anche con soli 5 giocatori, dovevano essere 6 in teoria, poi hanno avuto l'infortunio. Hanno detto che il sacerdote purtroppo ha avuto un problema di salute e non è potuto essere presente. E sì, comunque Padova è abituata a fare allenamenti su allenamenti, anche quando facciamo i raduni con la nazionale noi ci alleniamo la mattina, al pomeriggio, quindi stanno in campo anche 6-7 ore, quindi per loro non è assolutamente pesante fare 2 partite con pochi cambi. Comunque sia, hanno i cambi giusti per poter sempre far riposare qualcuno a giro, quindi riescono comunque a far riposare sempre qualcuno, quindi riescono a riposarsi e avere sempre un'ottima squadra in campo, un ottimo quartetto in campo. Intanto vediamo se riesce ad arrivare in meta. Ovviamente la Saspo stavolta ha molto meglio piazzato Padova, anche se poi con Salo in questa parità mai dire mai. Questo dal capitano per di nuovo Asa, che ha visto il varco, ma per passare sarebbe servita, non so, un dribbling in uno spazio che non c'era più. Sì, e quando il Padova si chiude bene così in key è difficilissimo passarlo, perché Badi ha chiuso benissimo l'angolo, cosa che prima Franchin non aveva fatto. Infatti sono riusciti, la Saspo è riuscita a passare spesso dalla parte di Franchin, che non riusciva a chiudere bene l'angolo. Invece stavolta Kbadi Hassan è riuscito a chiudere bene, quindi non sono riusciti a passare. Gli angoli sono importantissimi, come è importante il chaser davanti, che è la persona che va a chiudere l'angolo debole. Come vedete in questo caso i 3 difensori, cioè Kbadi nella parte sinistra del campo, Franchin si è posizionato erroneamente, perché avrebbe dovuto posizionarsi dall'altra parte, nella parte debole centrale, in modo che andava a chiudere quello spazio che non riesce a chiudere Kbadi con la velocità. Però comunque sia, si stanno chiudendo bene, adesso è uscito dall'area, attenzione, però vedi, chiudono sempre, bravissimi, bellissima azione. E arriva alla meta di Simone Melis. Allora tutti quelli che sono venuti qua a supportare questo ragazzo fanno sentire tutta la loro gioia, però tutta l'azione è fatta bene, dal passaggio di Perra all'inserimento di Sala, e poi Melis è stato nel punto giusto, nel momento giusto. Assolutamente sì, la meta viene fatta da un giocatore, ma è la squadra che fa la meta. Un giocatore da solo non riuscirà mai a fare una squadra, è la squadra, il quartetto, i 4 giocatori insieme che portano l'azione e fanno la meta. Se Perra non si fosse inserito, se Simone non avesse fatto il movimento e Sal non fosse passato dove è passato, non sarebbe mai andata in porto, insomma, ecco. Parliamo un po' di squadra, anche di ruoli, entriamo un po' in qualche tecnicismo. Prima di tutto,
un coach è felice quando quanti giocatori ha? Allora, al di là del quanto è il ventaglio dei giocatori che ha, il punteggio più che altro che ha, se ha punti bassi, punti medi, punti alti a sua disposizione, e allora lì il coach è felice perché può mettere in campo una squadra con magari due portatori di palla e 2 difensori. Purtroppo succede spesso che si riesce a mettere in campo squadre con un solo portatore di palla e 3 difensori, perché magari il portatore di palla è un punteggio tanto alto, un 3,5, un 4 addirittura. Quindi un coach contento è quando ha questo ventaglio di giocatori nel suo portafoglio, ecco. Quindi chi ha il punteggio più alto comunque solitamente va a fare il portatore di palla? Sì, diciamo, allora in campo noi possiamo mettere un massimo di 8 punti. I punteggi vanno dallo 0,5 al 3,5. Poi in Italia abbiamo, insieme alla Fispes, dopo tante riunioni insomma fatte, siamo riusciti a far integrare il paraplegico, quindi il 4 punti, e quindi possono giocare per ora anche paraplegici o amputati. E quando metti in campo però un 4 punti, una persona sola ti leva metà squadra, quindi le altre 3 persone devono fare gli altri 4 punti, quindi devi mettere in campo 1,5 e 1 per dire, e quindi tutti i punteggi abbastanza bassi, quindi hai un solo portatore di palla. E quindi in questo caso conviene avere magari cosa conviene avere? 2-2 e poi c'è una squadra di 4-2, sarebbe la squadra perfetta? Bravi, allora non proprio, perché comunque sia un rostro serve sempre come difensore per poter incastrare, quindi il rostro di solito va dall'1,5 in giù, quindi comunque una squadra mista, comunque tutti e due magari non hai la velocità, perché magari per la velocità ti serve un giocatore più alto, quindi ti serve magari un 3 punti che ti possa fare la velocità, quindi una squadra mista, per dire 3-2 e 2-1 magari, no? 3-2-2-1 potrebbe essere una squadra buona. 2,5, insomma punti medio, avere 2 punti medio alti in squadra è importante, insomma il coach è felice. Tanto attacca Padova, che prende tutto il tempo, anche perché siamo a 22 secondi dalla fine del terzo quarto, 20 secondi, quindi prenderà tutto il tempo per chiudere in possesso, cioè o lasciare proprio 1 secondo o 2 alla Saspoli in modo da non riuscire a fare la anche perché aveva 40 secondi precisi per giocare l'azione, quindi veramente questa volta c'era pochi dubbi, chiudi l'azione a 0 e infatti anche adesso, così come ha chiuso la partita contro Livorno, chiude questo terzo quarto. Allora ancora 2 minuti prima dell'ultimo quarto, mini spot e torniamo qua per il finale. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede.
mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa l'ho già fatta. Due, sì. Fate, ricordo che l'approccio alla zona di lavoro, le prime cadute, sono proprio di ricerca della punta. Eli! Fuori in piedi, Cristian! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi impongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere. Ultimo quarto che sta per cominciare tra Sassuolo Cagliari e Padova Rugby, risultato che vede avanti il Padova 33-16 in questo inizio, nel quale coach Marcello ha scelto di rinunciare a Sal. Spazio però a David Chete, lui che lui è nato in Africa, qua però presto dovrebbe arrivare la laurea per lui, insomma anche un bel esempio di immigrazione, senza poi entrare troppo nell'argomento, se no diventa una questione politica, non è il nostro interesse. Ho provato anche a farsi subito vedere, ma adesso vedremo se anche la stanchezza, vediamo chi sente di più la stanchezza, perché comunque questa è la seconda partita di Padova. Sì, beh, comunque si vede che sono un po' più sottotono, È normale che comunque sia dopo la seconda partita, anche con questo caldo, perché ricordiamo che insomma i nostri ragazzi, la maggior parte dei nostri ragazzi, i ragazzi tetraplegici non hanno la termoregolazione, quindi non sudando si devono bagnare spesso perché la temperatura gli sale molto, quindi ci sono ragazzi veramente, credo anche Stefano Perra, insomma, che anche lui è un tetraplegico, ogni tanto vedo che si bagna, mette l'asciugamano bagnato perché la temperatura sale molto, insomma, quindi con questo caldo, dopo alla seconda partita, insomma, anche il Padova ne risente sicuramente, insomma. Intanto la meta di Girardello, che, scusate gioco di parole, gira molto in campo, uno di quelli che gioca di più col tempo, poi però quando decide che arriva il momento fa meta, insomma ci ha fatto vedere 2 grandi partite. Assolutamente sì, Massimo è un gran giocatore e riesce a fare cose. Massimo nasce come giocatore di basket, lui viene dal basket, insomma ha giocato tanti anni a basket e per questo che si vede che svincola bene, gira molto bene, quindi quello viene proprio dalle dinamiche del basket sotto canestro, quindi riesce
e Massimo ha solo praticamente un braccio che usa solo il sinistro, col destro ci tiene solo la palla e spinge la carrozzina perché non riesce proprio ad alzarlo. Infatti se vedete lui i passaggi li fa sempre con la sinistra, con la destra difficilmente passa, proprio se si trova in difficoltà che deve buttare la palla, ma non la butta mai. Massimo la palla è difficile, ecco, che la butti, insomma, però comunque anche con questo handicap in più riesce sempre, ecco, stavolta non si sono trovati, non dobbiamo parlare quando lo diciamo loro sbagliano, quindi e questa è la stanchezza anche per loro. La stanchezza, questo lo fa la stanchezza, si sono sempre trovati, non si potevano non trovare prima, era meglio per me, insomma. Però no, dicevamo, insomma, ecco, Massimo è stato anche un pioniere di questo sport, ha speso molto per questo sport e lo ringraziamo tutti, anche lui, insomma, per aver fatto quello che poi ha portato a essere anche la nazionale quella che è oggi, e il Padova e tutto il movimento, insomma, quello che è oggi. Ci prova allora la Saspo che trova la meta. Meta che dovrebbe essere stata di Giovanni Ambus, sì, ve lo confermo, di Ambus. Assolutamente Ambus. Noi volevo anche parlare un attimino anche di Rufo, il nostro presidente, che anche lui è stato uno, insomma, dei pionieri di questo sport. Lui è nato in Inghilterra e per un periodo è tornato lì dopo l'incidente per farsi curare in una clinica in Inghilterra, e lì ha conosciuto il rugby e è stato tra i primi, ecco, a portarlo in Italia, a portarlo sicuramente il primo, a portarlo a Roma e a fondare prima gli Ares, cioè a fondare la squadra. Gli Ares è una polisportiva che già esisteva, e a fondare la squadra che erano i Centurioni prima per gli Ares, e poi dopo fondare proprio i Romanes. E Rufo oggi purtroppo non è con noi, è ricoverato all'ospedale, purtroppo ha un problema con una piaga e lo voglio veramente salutare molto, ci manca tanto, gli mando un abbraccio forte che sono sicuro che lui starà seguendo le partite, che mi sente, che presidente ci manchi, spero che tornerai presto insieme a noi. Ho approfittato, scusate, di questo spazio per questa cosa personale, insomma, per salutarlo, ecco. No, assolutamente, che tra l'altro coincidenza non c'è neanche il presidente, almeno oggi, della Saspo, Luciano Niscida, il mio papà purtroppo incastrato in vari impegni, comunque è una presenza molto forte per la Saspo che poi appunto come l'Ares polisportiva, ma insomma penso che nascano un po' tutte polisportive in questi casi, no? Anche semplicemente della voglia, anzi proprio come si dice, in quella missione di avvicinare ragazzi e rilanciare con lo sport. Difficile scegliere soltanto uno. Assolutamente sì, le polisportive fanno tantissimo e sono parte fondamentale del nostro sport. Come per esempio Padova non è una polisportiva, ma gli altri, ecco, la polisportiva milanese, appunto, ce ne abbiamo diverse che hanno preso e raggruppato il rugby nei loro sport e fatto conoscere nelle rispettive città. E è più semplice anche per il movimento, per la squadra di rugby, affiliarsi a una polisportiva, andare con una polisportiva piuttosto che partire da solo, cercare sponsor e cose per andare avanti. Magari le polisportive già sono provviste di pulmini per gli spostamenti, magari già hanno i loro sponsor, quindi anche economicamente riescono a sopperire a tutto quello che è poi le spese, che effettivamente sono tante. Ricordiamo che solo una carrozzina parte dai 4.000-5.000 euro, arriva a anche 15-20.000 euro, quindi solo la carrozzina per giocare. In più tutti i spostamenti, ecco, per venire qui, per dire aerei, alberghi, pranzi, cene e tutto quanto, quindi i spostamenti e la parte economica è importante, quindi la polisportiva sicuramente è avvantaggiata da una squadra, da una SD magari che nasce così. E poi inoltre
penso che chi ci sta ascoltando, chi sta guardando queste partite lo sappia già, ma i bandi messi a disposizione dallo Stato purtroppo non è che possano dare chissà quanti fondi, danno comunque un aiuto importante, perché si parla magari anche di numeri come 30.000 euro, e 30.000 euro possono essere 5-6 carrozzine e non è sicuramente da poco, però è anche vero che visto quanti danni subiscono le carrozzine, poi da sembrare tanto diventa anche tanto poco. Sì, assolutamente, diciamo che comunque sia, appunto, come dicevamo prima, bisogna sempre essere informati sui bandi anche delle fondazioni, delle Ollus, eccetera, perché è importante avere la parte economica della società, perché ecco la meta, quasi gli era scappata la palla sull'impatto, ma questa è un'azione perfetta della Saspo per attaccare la Key, veramente bellissima azione, bravi. E quindi dicevamo appunto che comunque la parte economica è molto importante, come nella maggior parte degli sport, ma in questo calcolate anche che un tubolare che viene montato sulle ruote costa 35 euro, di ogni volta che si fora un tubolare sono 35 euro buttati, insomma usufruiti per giocare, però e dei impatti qui ce ne abbiamo molti, e quindi dei tubolari in queste partite devo dire che sono scoppiati pochi, forse uno a noi e uno al Padova, che prima in questa non ho visto, adesso non mi sembra. No, questa non ancora, infatti me lo stavo chiedendo appunto. Adesso l'ho detto, sicuramente succede. Fanno ripagare a te adesso. Come il gatto nero della situazione, insomma. E quindi niente, vabbè, ecco, quello che si diceva era un po' la parte economica importante, insomma, ecco. Purtroppo, ripetiamo, e per fortuna tutto il cantone è fatto di volontari. Assolutamente sì. E invece con la trasferta nazionale c'è un contributo statale, o anche lì è... Allora, lì c'è sicuramente, allora per la nazionale c'è comunque, come diciamo, la FISPES, che è una federazione italiana sport paralimpici e sperimentali, che percepisce i soldi dal CIP, Comitato Italiano Paralimpico, per tutti i sport paralimpici, e in più hanno anche loro i sponsor, come vedete anche ci sono vari sponsor, l'UANVI che è lo sponsor tecnico, ci sono insomma sponsor che poi danno l'Unicredit, vediamo alcune striscioni insomma che danno sicuramente manforte, danno linfa vitale alle casse della FISPES, che poi possono permettersi di mandare i ragazzi in trasferta e giocare. Però c'è anche da dire che noi quest'anno abbiamo vinto l'Europeo, quindi probabilmente qualcosa nelle casse sarà entrato, quindi ora non lo so, questo sicuramente crescerà un po' più il contributo del CIP, siamo cresciuti dal punto di vista del ranking internazionale, quindi sicuramente magari il CIP ci darà qualche soldino in più, insomma. Ovviamente non vogliamo entrare troppo nei dettagli per la FIS, perché già siamo nella sua pagina, non vorremmo insomma diventare antipatici scavando, però insomma però approfittiamo, parliamo appunto della FISPES quando mancano 2,5 effettivi alla fine, di quello che fa la FISPES per avvicinare i ragazzi. Adesso noi stiamo conoscendo il rugby in carrozzina, ma appunto non è soltanto il rugby in carrozzina, cioè quali sono, come agisce la FISPES per avvicinare i ragazzi? Allora, FISPES, come dicevo, è sport paralimpici e sperimentali. FISPES ha nel suo pacchetto di sport l'atletica, rugby, calcio amputati, mi ricordo che c'è il calcio a 7 forse? Calcio, non mi ricordo, un altro tipo di calcio sempre per disabilità, per persone con disabilità, e loro hanno anche la scuola FISPES, quindi hanno dei ragazzini. Noi abbiamo per esempio il nostro mitico bambino volante Patrizietto, che fa parte della scuola FISPES, e girano. Questa scuola FISPES è itinerante, viene fatta in vari posti dove vengono fatte degli eventi,
degli eventi che possono essere atletica o rugby o calcio amputati, e la scuola Fispes va lì e fa provare tutti i sport. Ultimamente Fispes ha comprato mi sembra 8-10 carrozzine per i bambini per farli provare wheelchair rugby, delle carrozzine fatte in plastica, molto anche tutte colorate, che attirano un po' la voglia del bambino di salirci sopra e provarla. Noi l'abbiamo portate, noi facciamo tutti gli anni la Castro Academy insieme a Martin Castrogiovanni, che è un nostro amico fedelissimo, che saluto tantissimo, una persona di un cuore e di una bontà unica, e insieme a lui facciamo un camp che dura 10 giorni. La prima parte la facciamo con la nazionale e una settimana intera con tutti i giocatori che vogliono partecipare. Ci sono tutti i giocatori dei Romanes, più a giro vengono da Verona, da Vicenza, da Padova, da Milano eccetera. E abbiamo portato, insieme a questo Martin fa il suo camp del rugby, e abbiamo portato queste carrozzine, le abbiamo fatte provare a credo 2000 ragazzini che sono stati che hanno fatto parte del camp, e è stato bellissimo. Abbiamo chiesto anche dei feedback a questi ragazzini, è stato bello poi andare ad analizzare, a leggere quello che hanno scritto, e veramente è uscito fuori che vorrebbero che questa cosa fosse portata nelle scuole, che fosse vista di più, e quindi è anche bello che un ragazzino, un bambino abbia questa volontà e questa fantasia di vedere uno sport paralimpico nelle scuole, perché comunque sia purtroppo ci sono tanti bambini che hanno problemi, hanno disabilità varie, le più svariate, che potrebbero essere poi un giorno il futuro di questo sport. Anche perché poi anche qua entreremo in un tema complicato, insomma largo, tra inclusione nelle scuole eccetera, quindi diciamo che ci defiliamo, però è chiaro che se si riesce anche a avvicinare dalle scuole ragazzi appunto con varie disabilità, tanto di guadagnato, e quindi è bello che esistano in questo caso una federazione come la FISP, ma i tanti volontari che prendono a cuore queste manifestazioni, queste storie di ragazzi, ripeto, perché poi sono storie di rinascita, ed è anche bello che si riesca a costruire campionati nazionali con così pochi fondi a disposizione. Assolutamente sì. Questo c'è da dare anche atto alle società, a tutte le società che comunque sia si impegnano tantissimo. Ripeto, questa in particolare è stata la trasferta con più organizzazione, in quanto c'era di mezzo un aereo da prendere, insomma, quindi, e ho visto la mia società nella persona di Eleonora Jacopini, che è poi la nostra tuttofare, la nostra segretaria, il nostro angelo custode, che ci organizza un po' tutto, ci organizza la vita, mi semplifica la vita a me, che avverte i ragazzi dei certificati medici e tutto quanto, e veramente la ringrazio per questo, ma si è veramente diventata pazza dietro all'organizzazione, con la compagnia aerea per imbarcare carrozzine, per la carrozzina da gioco, il bagaglio in stiva e la carrozzina da passeggio. E poi purtroppo, e questo lo dico, c'è purtroppo, passatemi il termine, ignoranza, come nel senso proprio che viene ignorato, non nel termine brutto della parola, nel termine letterario, ignorare, non sapere. Ignorare, non sapere, perché tante persone ignorano quello che c'è, quello che vuol dire fare uno spostamento con tante persone disabili. Noi oggi abbiamo fatto fare 45 minuti di ritardo all'aereo perché se l'aspettavano più semplici, siamo arrivati con 6 ragazzi in carrozzina, tutte le carrozzine da gioco e tutto quanto, appena siamo arrivati hanno fatto 2 occhi perché non sapevano come comportarsi, perché veramente c'è purtroppo da questo punto di vista il non sapere più assoluto, e quindi bisognerebbe lavorare in questo senso e rendere partecipi magari le agenzie di viaggi piuttosto che le compagnie aeree, le compagnie di trasporto in generale, di cosa significa spostarci con dei ragazzi con disabilità, con delle persone con disabilità. E allora entriamo ormai negli ultimi 40 secondi, la velocità ancora una volta, mi sa che poi entra e fa quello che vuole. Fantastico, veramente fa quello che vuole in mezzo al campo. Se non lo fermi prima, se non sei preventivo con lui, parte e se ne va. È impossibile fermarlo. Domani gli dovrò mettere addosso 2 bei cani che lo terranno tutto il tempo, proveranno a tenerlo tutto il tempo,
vedremo un po' che succede, ma veramente una scheggia, un fulmine. E allora, proprio come è successo contro la Romanesales, Padova che ha l'ultimo possesso di questa partita col punteggio di 43-22, magari diventerà anche 44-22. Qua c'è stata infrazione? Sì, è uscito ambus dal fondo campo, quindi leaving the court, e va fuori 1 minuto perché con la ruota probabilmente ha toccato la linea di fondo campo. E allora, ultimi 6 secondi, potrebbe anche chiudere con la palla tra le mani. Questo è uno schema fatto dal Padova, come vedete. Nicolò Toscano, che è un passaggio buono, va a fare l'inbounder. Massimo Girardello, che è l'altro giocatore alto della squadra, si posiziona in mezzo all'area. Gli altri 2 giocatori vanno a fare da scudo, a bloccarlo per rendergli la vita facile di potersi girare e andare subito in meta. Quindi è uno schema provato, è uno schema che facciamo anche qualche volta in nazionale, quando si arriva in questi momenti alla fine proprio e si vuole fare la meta. Eccola, poi Joseph si allarga, però stavolta diciamo la stanchezza di Joseph che ci può stare, ma soprattutto il finale allora è di Sal, che purtroppo non ha avuto il tempo. Infatti quasi ringrazia anche per il lancio, però chiude attaccando la Saspol Cagliari, che come era preventivabile perde 22-43 contro il Padova che diciamo che il suo l'ha fatto, va a 9 punti, raggiunge la Polisportiva Milanese in cima alla classifica e lancia l'appuntamento al 21 ottobre, e tra il 21 e il 22 che saranno le 2 sfide decisive. Si scoprirà se Padova resterà campione d'Italia o se la Polisportiva Milanese riuscirà a prendersi il trono. Chiudiamo quindi con queste ultime immagini. Un ringraziamento anche a te, Roberto Convito, coach della Romanesales, che comunque domani mattina rivedremo all'opera contro la Saspol Cagliari. E un grazie a tutti voi che ci avete seguito, ci vediamo domani mattina.